L'obiettivo è l'impatto zero, per questo il Museo M9 di Mestre ha installato sul suo tetto quasi 1000 metri quadri di pannelli fotovoltaici, ma anche condomini, negozi e imprese possono ambire a raggiungere lo stesso traguardo mettendo in comune le loro fonti di energia rinnovabile. È il meccanismo alla base delle comunità energetiche molto diffuse all'estero, ancora poco conosciute da noi. L'energia prodotta in loco viene condivisa e consumata a chilometro zero, con l'obiettivo di limitare la sovrapproduzione e che sia scambiata tra vicini di casa, siano essi cittadini, imprese o condomini. L'Italia, che fino a poco più di un anno fa non le prevedeva, punta ora a incentivarle, anche grazie al ruolo attivo di molte regioni, tra cui il Veneto, che stanno preparando ulteriori agevolazioni per la loro creazione. I condomini sono 1.200.000 in Italia, ci vivono 20 milioni di persone, sprecano mediamente il 60% dell'energia che viene utilizzata d'inverno per riscaldarli e d'estate per rinfrescarli. Quindi tra superbonus e comunità energetiche quello che è la possibilità reale è di dimezzare le bollette. Io ho pronta da portare in giunta un disegno di legge regionale sulle comunità energetiche. Sto cercando oggi di avere delle risorse a disposizione per dare un corredo finanziario alla norma. La formula potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese, sia per abbattere i costi dell'energia, sia per le opportunità di lavoro che si verrebbero a creare.